Facciamo un grande applauso a Nikolaus Geirhalter. Big round of che è qua applause con to noi. Nikolaus Geirhalter. Grazie Nikolaus. Thank you. Diamo un caloroso benvenuto anche a Denis Brotto, docente di discipline cinematografiche all'Università di Padova, caro amico di Cinema Zero. Welcome to Denis Brotto, who is a professor of cinema at the University of Padua. Thank you for being with us. E vi ricordo solo che alle 5:30 Nikolaus Geirhalter sarà protagonista di una masterclass a Palazzo Badini, a breve distanza da qua, dove potremo approfondire tutta la sua poetica, il suo modo di osservare il mondo e anche parlare di alcuni film che magari non siamo riusciti a inserire in questo programma, che è un omaggio ovviamente al suo cinema. So I remind you that at 5:30 we're going to have a masterclass with Nikolaus Geirhalter at Palazzo Badini, which is just a very short walking distance if you're interested. So during the masterclass we will be able to talk with him about his heart and maybe also to look at some other films that we haven't been able to show here, but just to pay him a tribute. Lascio il microfono a Denis Brotto per condurre il Q&A. So now Denis for the Q&A. Sì, grazie molte a Riccardo Costantini per questo invito. Naturalmente poi approfondiremo molto del cinema di Nikolaus Geirhalter durante la masterclass. Qui mi limiterei proprio a 2 o 3 domande, dando poi anche a voi naturalmente la possibilità di intervenire. Beh, la prima, devo dire, è un film, io ho visto vari film scientifici, cinema di natura medica, però è la prima volta che vedo un'autopsia al cinema. Forse anche per alcuni di voi, insomma, è stata la prima volta. E quindi, partendo proprio da quella particolare sequenza, vorrei chiedere a Nikolaus Geirhalter come è stato possibile instaurare un rapporto di fiducia, un rapporto, diciamo, di garanzia reciproca con un'istituzione come quella ospedaliera che al cinema ha sempre trovato, come dire, degli episodi molto forti, molto importanti, ma numericamente limitati, anche perché è un luogo che ha regole, convenzioni, norme estremamente atipiche. Concludo proprio con l'ultima indicazione. Ricordo naturalmente ci sono stati dei film di Friedrich Waismann dedicati allo spazio ospedaliero, Hospital, Near Death, o Alexander Sakurov con l'Elegia. Più recentemente un lavoro come De Humani Corporis Fabrica, che sembra aver guardato al film di Nikolaus Geirhalter. Ecco, quindi gli chiederei come è nata questa idea e come è stato possibile instaurare un rapporto di fiducia con questa istituzione. We've seen a few films in cinema, scientific films or medical films, but actually it's the first time that we're able to watch in a film in autopsy. How was it actually in cinema? So we've seen many different examples of scientific or medical films, like Elegia from Sakurov, or Weismann also, that made some films about hospitals. Where did you get the idea to shoot this film, and how was it possible to have a sort of a mutual relationship, a very good relationship and trust with the hospital, because it's not very easy? Yeah, I mean, this is not Vienna's biggest hospital, and of course in the beginning we wanted to shoot at the biggest hospital, and it turned out very complicated. And then we tried with the others and found this one, and for some reason the director was very open to the idea. And then when it went into detail, like how can we work, and we agreed on a very simple schedule, like he informs everybody in the hospital that there is a film team, and when they will call, basically we are allowed to film whatever is happening, and in the end the director and his team, they would see over the film and see if there is something wrong. So the only thing that we had to make sure is that no identities would be visible or readable. So whenever, let's say, on an X-ray picture there was a name written, we had to change some letters and the date of birth, for example, because I didn't want to put a blank, usually you put a blank black thing. I didn't want to do this. And also patients where you could see the face, we really changed the face. So this was our responsibility, and the responsibility of the hospital was in the end to see if there would be anything wrong that we filmed. So we could move freely, and in the end, when they kind of saw the whole film to more or less
cross out whatever would be wrong. There was nothing they found wrong because they said, yeah, okay, this is what was happening. So in a way, we can say the director and his team, they wanted to support the film and they were a little bit naive because they said, okay, if we let the film team in, we have to allow them everything, otherwise we couldn't do it at all. Sì, in realtà all'inizio non è stato facile trovare un ospedale perché non tutti ovviamente ti permettono di entrare dentro nella struttura ospedaliera e alla fine abbiamo trovato questo ospedale dove ho parlato personalmente con il direttore ospedaliero che si è dimostrato molto aperto all'idea di girare un film. E quindi fondamentalmente ci siamo messi d'accordo sull'organizzazione, sui tempi e sui modi in cui avremmo potuto girare il film all'interno della struttura ospedaliera e lui ha semplicemente informato i propri dipendenti, tutti quelli che lavorano in ospedale, i momenti in cui saremmo stati presenti insieme alla troupe a filmare e poi ovviamente il direttore ospedaliero insieme al proprio team hanno voluto alla fine delle immagini, quando abbiamo girato le immagini, controllare il tutto prima di dare la propria approvazione. Ovviamente è passato sotto il loro controllo. Ovviamente siamo stati molto attenti alle identità delle persone, coloro che non volevano essere ripresi oppure coloro che non volevano essere visibili non sono stati filmati. Siamo stati attenti all'anonimato, ad esempio nelle scene in cui si vedevano i raggi X, non abbiamo messo i nomi delle persone oppure semplicemente abbiamo cambiato alcune lettere o alcune date di nascita proprio per non fare capire l'identità della persona e alla fine comunque tutto è andato avanti abbastanza tranquillamente, nel senso che poi alla fine sono state girate le scene, il film è stato controllato dai sanitari e non ci sono stati in realtà grossi tagli a quanto abbiamo fatto, anche perché avevamo concordato precedentemente come fare. In realtà appunto loro si sono dimostrati molto ben disposti nei nostri confronti e per certi versi forse anche ingenui, nel senso che sapevano che nel momento in cui avrebbero dato la loro approvazione avrebbero dovuto comunque poi mostrare quello che succedeva all'interno dell'ospedale. So, I mean, in the end, when we presented the rough cut to them, they were very careful on checking if maybe a doctor is making a mistake or says something which is not okay. That was their main focus on checking the film. They were not thinking about what do you want to show to the audience. They were just wanting to make sure that none of the employees would in the end get some trouble. Quindi fondamentalmente quando hanno controllato le scene girate, quello a cui sono stati più attenti il direttore sanitario e il suo team era che nelle immagini non si sentisse qualche medico dire qualcosa di sbagliato, qualcosa di errato, oppure volevano essere sicuri che i propri dipendenti si comportassero nella maniera corretta. Ecco, non erano tanto interessati a quello che noi avremmo mostrato nel film, quanto piuttosto a rendere una buona immagine dell'ospedale. Certo. In effetti sì, ci sono alcuni momenti che potrebbero costituire una problematica nel momento in cui vengono visti in pubblico, però in parte ci hai già risposto, insomma, si sente il nome di una società che dovrebbe curare le porte automatizzate, forse c'è stato un problema e cose analoghe, però se loro hanno verificato, come dire, poi l'opera diventa pubblica. La seconda domanda allora che ti volevo fare è questa: ci sono rispetto ai lavori che abbiamo visto in questi giorni, Homo Sapiens, Our Daily Bread, degli evidenti elementi di continuità, una continuità del tuo metodo, di cui magari parleremo più tardi alla masterclass, ad esempio l'idea della filiera, no? Che viene in qualche modo a costituirsi all'interno di un luogo come l'ospedale. Però ci sono anche delle atipicità, almeno due diciamo. La prima è che è girato in un unico luogo, che è Vienna, ma in particolare l'ospedale di Vienna, e se ricordo bene la tua origine è quella di Vienna, ed è l'unico lavoro peraltro ambientato nella tua città.
e non in una molteplicità di luoghi come invece avviene negli altri lavori. Il secondo elemento così, che un po' lo differenzia rispetto ai film visti finora, è che ci hai sempre raccontato, come dire, un po' le problematiche dell'essere umano, i suoi misfatti, la sua scarsa attenzione, insomma aspetti problematici. Qui invece, nonostante tutto, nonostante anche scene molto forti, emerge un rapporto di reciproca mutuazione, di vicinanza fra ospedalizzati e ospedalizzanti, in questo senso, no? Cioè l'idea che chi va lì per farsi curare ha fiducia del metodo, ha fiducia delle persone che incontra, e l'idea però anche che i medici hanno in qualche modo necessità di questa fiducia da parte dei pazienti. E questo è un aspetto differente rispetto appunto agli altri lavori, e vorrei chiederti se era consapevole o se è emerso perché questa è la realtà che hai visto di fronte ai tuoi occhi. The second question, I would say that with respect to some of the films you made, like Homo Sapiens or Our Daily Bread, we have seen some continuity in terms of methods or in terms of approach. For example, there's this big idea of the supply chain that is always something that you're showing in your films, and even in this one, the supply chain in a hospital. But also there are some things that are somewhat different from your other films, and I would say two at least. Unlike other films, this one is shot in one single place, the hospital in Vienna, which is where you come from, right? So this is the first time that you are shooting a film in just one place and not in many different places. And the second one is also the fact that, well, in your films you're always talking about problems related to human beings and the poor attention of human beings for something. But here, what we can see in the film is that there's a very close mutual relationship based on trust between patients and doctors. It's like patients go to this hospital and they do trust doctors, who in turn need the trust of their patients. And they feel very, very close. Were you aware of this, or maybe is this just due to the fact that in a hospital it couldn't be otherwise? I mean, about the question about just shooting on one place. Mm-hmm. For example, when you take Our Daily Bread, we were shooting it all over Europe, but within this kind of the hidden zone of the food production. Mm-hmm. And this was a little bit an insight in the hidden zones of a hospital. There were practical reasons to shoot it in one place because everything was just there. Mm-hmm. And there were also other practical reasons because very often I'm shooting films always away from home, and I have family and kids, and it is sometimes easy to have a location in the same town, you know, where you can come home in the evening. So this was also one reason. And what you must never forget, this film was made for the television. This is not a cinema. Television. This is a television film. It's not a cinema film. These were the times when commissioning editors would still allow me and ask me to basically do the same whatever I want to do for the cinema, just for the television, just a little bit shorter. These times are over anyway, but it was a fast and easy and cheap production, actually. And I think we shot it in 2 weeks. Oh, okay. Yeah, because I mean, we came to the hospital like the doctors or like any other employee in the morning. We had our staff there, and we worked until the evening, and then went home again, which made us very much feel like, and also being accepted like a team of them. And this also made them trust us, or maybe not trust us, but we were just there. It was just very normal for them that we were there. And of course the patients must trust the system. It's not only about the doctors, it's about the whole system. And once you're in a situation that you have to go to the hospital, you have no other chance than to trust. What else can you do? Otherwise you just shouldn't go there. I mean, it's for me it was interesting to see this hospital as a whole microcosmos, maybe say it like this. It's a place that exists in every town, and everybody hopes that he will never have to come to the situation to be there. And once it happens, you're happy that it exists.
I'm not sure if this answers the question, but that's what I felt. Sì, riguardo al fatto che abbiamo girato questo film solamente in un unico luogo, a differenza degli altri, come ad esempio avete visto ieri Our Daily Bread, che è stato girato in varie location in tutta Europa. Beh, fondamentalmente è una cosa che è venuta da sé, perché è stato molto pratico farlo, perché l'ospedale era tutto lì, non dovevamo far altro che girare le scene all'interno dell'ospedale. Da un altro punto di vista anche per me è stato molto più semplice, perché comunque ho famiglia e figli a casa, di conseguenza io non facevo altro che la mattina uscire, andare a girare le scene e poi tornare a casa, quindi per me è stato molto pratico girarlo esclusivamente lì. Poi c'è anche da dire che questo film originariamente è stato girato per la televisione, non è stato girato per il cinema, di conseguenza all'epoca i commissioning editor erano i lavori che mi chiedevano di fare, e di conseguenza è stato molto più semplice e molto più tagliato per la televisione. Tra l'altro il film è stato girato anche nell'arco di 2 settimane, quindi le riprese sono state rapide, sono costate poco ed è stato tutto molto, molto semplice. Arrivavamo alle 3 della mattina, giravamo fino alla sera e poi tornavamo a casa. Quindi sì, questo per rispondere alla prima domanda. Per quanto riguarda la seconda domanda, con fiducia medici-pazienti, io credo che fondamentalmente quando una persona entra in ospedale il paziente non ha altra scelta che fidarsi dei medici. In realtà sì, non se ne può fare a meno. Io ho visto, per me l'ospedale era una sorta di macrocosmo dove comunque c'erano delle forti relazioni di fiducia. Ed è un luogo che esiste ovunque, in qualsiasi città vedi un ospedale. Certo, magari non te ne rendi conto fino a quando non ci finisci che l'ospedale esiste, però una volta che ci finisci lo sai. Grazie. Ho un'ultima domanda molto veloce, poi magari sentiamo se ci sono domande dal pubblico. L'altro giorno, dopo Homo Sapiens, partendo da una domanda apparentemente ingenua, è uscito un dettaglio molto interessante. Si parlava di Homo Sapiens come di un film o un documentario, no? La distinzione fra i due. E tu ci hai raccontato che in realtà lo consideri un film proprio perché ci sono degli interventi, quello dei graffiti rimossi in particolare mi è rimasto molto impresso, che lo rendono qualcosa di diverso da un documentario. Ecco, volevo chiederti se anche in questo caso c'è stato qualche cosa che ha spostato l'asticella tra documentario e un film, dunque con degli elementi magari anche più di finzione o di intervento tuo, diretto. Just one very last short questions. The other day, after Homo Sapiens, we were talking about the difference between film and documentary, and you said that to you, Homo Sapiens was more of a film than a documentary, due to many little details. In this case, what is it like? More of a documentary, more of a film? Is there something hinting to a documentary or to a film? Usually what I do is documentaries, but I don't like these boundaries, because what's the difference? I mean, the difference is that if a film is called a documentary, you will probably expect a film with real life, real people, non-actors. But other than that, you're sitting here and you're exposing yourself to a kind of reality, no matter whether fiction or not. And I never thought about this difference between what is a documentary film and what does it end until I had to think about it with Homo Sapiens. And I'm stressing out with Homo Sapiens that it's not a pure documentary in that sense. But I mean, here in this festival, there are lots of films that, in my opinion, are not pure documentaries. They are just film stealing and reflecting on reality, and that's probably it, which is making the difference. But many festivals, they don't even categorize anymore between feature film and documentary, and I'm not sure if this is the best solution, because as an audience, I also want to have an idea in which direction to expect a film, but it's never so black and white. Usually things are gray. In realtà non mi piace molto fare una differenza netta tra film e documentari. Io normalmente faccio documentari, però non mi piace mettere un confine netto tra le due cose, perché alla fine
della fiera, qual è la differenza tra un film e un documentario? Normalmente uno si aspetta in un documentario che non ci siano degli attori ma che ci siano delle persone reali, che si parli di vita reale, mentre da un film ci si aspetta il contrario. Però molto spesso entrambe sia film che documentari, entrambe le categorie parlano di realtà. E io in realtà non ho mai pensato a una netta differenza tra documentari e film. E, per Homo Sapiens sì, ho dovuto pensare che ci fosse una differenza proprio perché era più un film, ma comunque anche Homo Sapiens riflette molto la realtà. Adesso forse rispetto al passato non c'è più questa differenza di categorizzazione tra film e documentari, cosa che secondo me va benissimo. È anche vero che magari il pubblico quando va al cinema si aspetta di sapere in anticipo se è un film o se è un documentario, però in fondo io quello che dico è che non è che sia tutto bianco o nero, non è che sia tutto film o documentario, perché fondamentalmente è il grigio alla fine che vince, quindi. Grazie molte a Nicolaus Geiralter. Ovviamente se ci sono domande, se ci sono curiosità, prego. Questions from the... Sentite o serve un microfono? Proprio curiosità. Se il regista sa, se l'ha girato recentemente questo film, quanti posti letto ha questo ospedale che mi sembra immenso e quanti, insomma, approssimativamente, e quanto personale lavora, perché mi sembra veramente immenso. Mm-hmm. E poi una curiosità molto particolare, molto, quando ha ripreso il reparto di istopatologia, anatomia patologica, che leggevano il vetrino del cancro della mammella, se 8 medici leggevano lo stesso vetrino. Sono domande molto pratiche, lo so, ma avevo questo. Just some very practical questions. First one, do you know, since it seems a very big hospital, do you know how many beds are there and how many employees are there in that hospital? In that Don't know. la ris- la- you never know how to answer a question. Yeah, last night she asked you a question and you didn't. Maybe there's another question. You know when there is a scene shot in the anatomopathology department and there were 8 doctors and they were reading the sheet of that woman affected by breast cancer. Do you know whether the 8 doctors were reading the same sheet or not? Because they were all sitting and reading and... This is the scene that they were watching also with this mic. quello dove stavano Yeah. guardando- This is a special kind of microscope where they all see the same sample. This is some kind of optical system. I guess today it would be more digital, but this time it was really optical that they would see the sample and discuss it. Sì, tutti quanti, era un microscopio ottico. Il film in realtà è stato girato qualche anno fa, probabilmente adesso utilizzano dei microscopi più digitali, però guardavano tutti lo stesso vetrino. Sì. È del 2012 comunque. Yes, the film is 2012, right? 2012, yes. Sì. I'm sorry for not knowing about the size of the hospital. Mi spiace, non sa rispondere alla prima domanda. But to me, it really didn't matter. What you see in the film is a big hospital, and that's what it's about. Non è importante quanto siano esattamente il numero di posti letto, l'importante è che è un grande ospedale, ecco, insomma. Insomma, anche sapere i posti letto, io ho una nipote a Vienna, per sicurezza. Una nipote. She has a grandchild in Vienna, and so just to make sure, she would like to know if she's safe enough. Abbiamo tempo per un'altra domanda, se un altro One more question. Certo. Ce ne sono altre, poi così tengo conto. Ho visto l'evoluzione tecnologica nell'ospedale, diciamo quanto riguarda tipo robotica per i trasportatori nelle operazioni. Dico, quanto è importante l'evoluzione tecnologica in un ospedale come quello, diciamo, nelle altre parti dell'Austria, per quanto riguarda l'avanzamento tecnologico, si stanno facendo passi avanti oppure
diciamo si è fermati a un certo livello. Mm. Grazie. We've seen a lot of technological progress in the hospital. We've seen those robotics and robotic transporters everywhere and everything. To what extent is technological progress in hospital, and is it still continuing? Is it still progressing in Austria in terms of technology? So again, this is a question where I have to answer. I hope so, but I'm not an expert anymore. I mean, 2012 was it? Mm-hmm. I made a movie about this hospital, and since then I made many other movies to other topics, but that's what I want to do with the films, to raise questions. And I cannot answer them. And if the film would answer them, this would be the answer from 2012. This would be boring. So I'm trying to keep the, or let's say to create a film that stays a little bit universal and timeless and provokes questions that you then have to answer by Googling it or whatever, because answers would change from day to day. But I don't follow it so much anymore. So again, I'm sorry, I don't know, but I hope. No, non sa rispondere neanche a questa domanda, nel senso che comunque non è più un esperto e il film è stato girato nel 2012, di conseguenza adesso non è più aggiornato, però non è questo il film, scusate, non è questo il punto, nel senso che i film io li faccio proprio per cercare di sollevare interrogativi e sollevare domande anche tra il pubblico, e quindi per esortare anche il pubblico a cercare le proprie risposte. E poi in realtà se adesso le dessi una risposta sul progresso tecnologico, è comunque un progresso tecnologico di 12 anni, del 2012, quindi di tempo fa, e quindi non varrebbe più la mia risposta. In realtà i miei film cercano proprio di essere universali e un po' senza tempo, atemporali, proprio per cercare di risvegliare le coscienze e di porre al pubblico delle domande, di invitare il pubblico a porsi delle domande, ma senza necessariamente dare risposte, anche perché non le so. C'era un'ultima domanda. One In last realtà sono question. due, magari le raccogliamo insieme, Ok. in modo da stare un Vabbè. po' nei tempi. Salve, volevo chiedere qual è stato l'ordine con cui hai deciso di montare, semplicemente cronologico in base a quello che hai girato, o c'era un qualche tipo di storia, senso che volevi dare alla sequenza? Mhm. What was the order for editing that you followed? Was it like a chronological order, or maybe was there a story behind that you wanted to tell? There was no real given chronology, because during those 2 weeks of shooting, we made our way through the departments, but there was no logic in it. We just arranged whenever they had time or whenever they could welcome us or whenever something was happening. So in a chronology of shooting, there was no order. And then, no. In the editing, the idea was to create a film that makes sense. I mean, you have this pool of material, and you have the scenes, and some are intense, some are easy, some make you think this way, some, in the end somebody dies. This couldn't be too early in the film. It was a process. There was no special intention in the editing of how to start and where to end. It was just to kind of find a way to represent this, also the working routines and kind of daily life, everyday life in a big hospital. In realtà nel girare le immagini non c'è stato nessun ordine cronologico, semplicemente noi siamo andati lì, abbiamo girato per 2 settimane e siamo andati nei vari reparti. Fondamentalmente ci andavamo quando i reparti potevano accoglierci e quando noi avevamo tempo di andarci, quindi in questo non c'è stato nessun ordine cronologico. E neanche per quanto riguarda il montaggio, diciamo che all'inizio non avevamo un ordine preciso, non avevamo un inizio e una fine del montaggio nel film. Semplicemente volevamo cercare di trovare il modo nel montaggio per rappresentare l'ospedale al meglio. Nel montaggio ovviamente c'era un sacco di materiale girato che abbiamo dovuto vedere, abbiamo dovuto capire,
Ecco, forse alla fine avete visto che una persona è morta, ovviamente quello non avremmo potuto metterlo all'inizio del film, ma poco via. C'è l'ultimissima One domanda. very last question. Sì, porto il microfono così mi sentono bene. Let's see if I can answer this. Non so che differenza ci sia tra documentario per la televisione e per il cinema, e non so se le tempistiche delle 2 settimane sono una cosa che è stata imposta oppure è stata una tua scelta. Volevo chiederti se nel caso in cui avessi avuto più tempo per girare, che cosa avresti voluto approfondire di più. Mhm. I don't really know about the difference between documentaries for television or cinema, or if the 2 weeks have been imposed to you or not. But if you had had more time for shooting, what would you have liked to shoot more? What would you have liked to focus more if you had had more time? I think we did it. No, I think we could have stayed at some locations maybe longer. But we covered it, and I don't have the feeling that we missed something. But again, I don't want to say I can't answer this question now, because I have to answer this question, but it's many years ago, and you know how the process is. You're shooting it, and then you're assessing, are you happy with the material or not? And yes, it was okay, I was happy with it, and then you go to the edit. There was no place where they did not allow us to go, let's say it like this. There were no locations that were not accessible for us. So really, from the technicians in the basement, to the kitchen, to the even to the place where they store the corpses, they were very open to us. That's what I was wishing. If they would have not allowed us to enter specific locations, I would probably really have wanted to go there. But since they were so open, it was easy. We covered it. I did not have the feeling that there was anything that I would have particularly missed. In realtà non credo che ci sia sfuggito niente, almeno io non sento che mi sia sfuggito niente in questo film. Credo che abbiamo fatto il film e ne sono stato contento del risultato che abbiamo ottenuto. Forse se avessimo avuto più tempo avremmo potuto girare ancora più scene e avremmo potuto stare più a lungo in alcuni reparti, ma secondo me comunque, diciamo, il risultato l'abbiamo portato a casa. Sono stato contento di quello che abbiamo fatto. Il film, come ho detto, è stato girato molto anni fa, avevamo un sacco di materiale girato, cosa che abbiamo dovuto poi valutare, studiare in fase di montaggio, però io anche in fase di montaggio ero contento di quello che avevo girato e non mi sentivo che mi mancava qualcosa. Tra l'altro una cosa molto importante è stato che in realtà loro ci hanno dato accesso universale a tutti i reparti, non ci hanno detto no, in questo reparto è vietato entrare. E quindi se magari ci avessero negato l'accesso a un reparto particolare, allora magari sì, magari lì avrei voluto andarci, però in realtà non è stato così, perché loro sono stati molto aperti nei confronti dell'idea del film e noi siamo potuti entrare dappertutto, quindi alla fine ne sono stato contento, insomma. Because we had 2 weeks of shooting, which is not much, but those days we were permanently working from the morning till the evening, because there was always something happening. There was not 1 second where not anything would happen somewhere. So it was a very intense shooting, and we produced so much material that we couldn't even include into the film. In the end, it's not a question of how many shooting days you have, but of how many opportunities you have to create good material. And this was just like, I don't know, like you go there and you harvest, you know, it's permanently something going on, and yeah, so that's why I don't have the feeling that I missed something, because yeah, it was very much that we did shoot and that we could shoot, and even if it would have been a week more, then it would probably be more of the same. Vi dicevo 2 settimane solamente per girare le scene, che in realtà di per sé non è tantissimo, però durante quelle 2 settimane eravamo veramente lì dalla mattina alla sera e ogni secondo c'era qualcosa che succedeva, quindi abbiamo veramente sfruttato al massimo tutto il tempo che ci hanno concesso.
alla fine diciamo, e così facendo abbiamo raccolto un sacco di materiale, e tra l'altro non tutto il materiale, non tutte le immagini hanno potuto essere messe nel film in fase di montaggio. E diciamo che alla fine quello che importa non è tanto il materiale in sé quanto le opportunità che hai di girare il materiale e di avere il materiale giusto, e quello in realtà ce l'avevamo. Avessimo avuto una settimana in più per girare, non credo che avrebbe arricchito tanto il film. Bene, grazie a voi per essere rimasti naturalmente, e Thank grazie you. a Nicolaus Geiralter. Ricordo che tra 30 minuti ci ritroveremo per riattraversare tutti i film di cui ricordi dettagli tecnici e quant'altro. See you in half an hour for the Parleremo masterclass. soprattutto del tuo metodo di regia. Grazie molte. And we're talking about your filmmaking method. Thank you. Grazie. Grazie Nicolaus. See you soon.